Insomma, se si può fare, visto che le città qua sono molto grosse, specialmente San Donà, insomma, sarebbe bene che lo facessero. Mi pare che a dicembre c'è la sentenza. Diceva ieri ai nostri microfoni Ercole Zorzit, residente in via Zattere a Ponte di Piave. I bacini di laminazione hanno salvato il Veneto, rimane il Piave, fiume senza un'adeguata protezione. Un'emergenza, quella del maltempo, che fa tornare in auge il tema della cassa di espansione alle Grave di Ciano, la più grande di tutto il Veneto da progetto, contro la quale i comuni a monte del tratto trevigiano del fiume stanno facendo quadrato. Nel nostro caso l'intervento è relativo alla costruzione di un bacino di laminazione nell'alveo del fiume, cioè non fuori come tutti gli altri, ma nell'alveo, un bacino che è da 45-50 milioni di metri cubi. Queste sono le documentazioni che abbiamo in nostro possesso, e che quindi sarebbe quasi come la somma di tutte le altre casse di laminazione che hanno fatto in Veneto. Ribadisce il no al progetto della cassa di espansione, uno scavo che ricoprirebbe come estensione un terzo del paese di Crocetta del Montello. E andare a privare il fiume di quello sfogo naturale che si è creato riteniamo sia anche assai pericoloso per chi vive in destra Piave, perché il Montello è carsico, fortemente carsico, e quindi creerebbe una situazione eh, ingestibile da questo punto di vista, ma soprattutto per chi vive in sinistra Piave, perché poi il Piave lo buttiamo di là. A favore del progetto Ponte di Piave, comune a valle del tratto trevigiano, che rischia di andare sotto in caso di piena del fiume.